Fiera Franca del Rosario edizione del 2024 e poi Scortivando. Allora sindaco, come sta andando? Ma è una bellissima giornata di festa anche quest'anno, tempo un po' più clemente dell'anno scorso, ma comunque la voglia di stare assieme e di girare per i nostri cortili non viene mai meno, a prescindere da tutto il resto, quindi una bella affluenza, vedo tanta gente, tanti volti sorridenti e una bella atmosfera davvero. Un'occasione anche per valorizzare i prodotti tipici e le aziende del suo comune. Beh, assolutamente sì, questo è diciamo il motore di tutto quanto, è proprio questa la voglia, la volontà di far vedere agli altri, all'esterno, quello che il nostro paese è in grado di produrre e di offrire in ambito appunto enogastronomico, agricolo e quello che è un po' la nostra tradizione in una versione attuale, quindi con prodotti genuini, chilometri zero e ospitalità e quant'altro. Un ringraziamento doveroso alla Proloco di Segusino e poi a tutti i volontari. Assolutamente, come fatto anche ieri in occasione appunto dell'inaugurazione della Fiera Franca del Rosario, io ringrazio con il cuore perché tutto questo è solo merito di chi ci lavora dietro a titolo gratuito, è merito degli agricoltori che comunque portano avanti questi lavori, queste attività non facili, lo sappiamo, e di tutti quelli che vi partecipano, quindi grazie davvero. Allora lascio la sua degustazione al suo tour. Va bene? Grazie, grazie mille.